Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare un aggiornamento relativo al calciomercato e un aggiornamento che riguarda la nostra panchina con un rumors molto ma molto pericoloso per il nostro Napoli. Detto questo, brevemente vi ricordo di iscrivervi se non lo avete ancora fatto al nostro canale signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per diventare i veri protagonisti della nostra redazione. Allora, signori, partiamo un attimo dall'indiscrezione che riguarda la nostra panchina. Sarebbe avvenuto nei giorni scorsi un contatto tramite intermediari tra Giuntoli e l'entourage di Antonio Conte, il nostro allenatore che sta cercando di vincere lo scudetto al suo primo anno alla guida del Napoli. I contatti sono dovuti a un forte interessamento di Giuntoli per il nostro allenatore, un interessamento che parte da lontano, da quando Thiago Motta, diciamo, ha iniziato a traballare sulla panchina della Juve. Come sapete, Thiago Motta è stato sostituito da Tudor, che guiderà la Juve fino al termine di questa stagione. Infatti il contratto di Tudor terminerà in questo giugno e difficilmente verrà rinnovato per la stagione successiva, in quanto Tudor, da quello che ci risulta, viene visto come solamente un traghettatore per la Juventus. Da qui appunto il forte interesse di Giuntoli per Conte per dargli la panchina della Juve in vista della prossima stagione. L'umore di Conte era abbastanza nero, come vi abbiamo già detto in video passati, soprattutto dopo il mercato di gennaio, dove il nostro presidente De Laurentiis non è riuscito a sostituire Kvaratskhelia in maniera importante, dandoci il solo Okafor, e quindi Conte, diciamo, ha iniziato a avere il suo famoso, tra virgolette, mal di pancia. Ad oggi ci risulta che un Antonio Conte è, diciamo, tornato sereno, possiamo dire così, e sta già programmando la prossima stagione alla guida del Napoli, in quanto il nostro allenatore si trova benissimo sulla panchina del Napoli e benissimo nella nostra città, una città che gli sta dando tanto, soprattutto dal punto di vista dell'amore dei tifosi. Di conseguenza, Manna ha già iniziato a allacciare i primi rapporti con i vari agenti di diversi profili per provare a fornire, a dare ad Antonio Conte ulteriori innesti in vista del prossimo mercato estivo. Di conseguenza Giuntoli in questo momento si è un po' defilato, anche perché la Juve non può aspettare la fine della stagione, no? Così come il Milan tra l'altro, per pianificare, no, la prossima stagione, la prossima campagna acquisti, e di conseguenza Antonio Conte allo stesso tempo ha ricucito un po' i rapporti con De Laurentiis e sta programmando il prossimo mercato estivo che si preannuncia molto ma molto infuocato per il nostro Napoli. Infuocato perché arriveranno la bellezza di 150 milioni che Aurelio De Laurentiis ha già confermato di voler reinvestire pesantemente nel mercato. Uno dei nomi molto ma molto interessante che è uscito nelle ultime ore e sul quale il Napoli già aveva provato a fiondarsi nel corso dello scorso mercato di gennaio è quello di Zaccagni, capitano della Lazio, totem leader carismatico, top player della Lazio di Lotito, che sta guidando i biancocelesti alla corsa alla prossima Champions League. Zaccagni, abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento, no? Manna ha già avviato i contatti con l'entourage e Zaccagni e la compagna e la moglie sarebbero entusiasti di trasferirsi a Napoli a discapito delle voci, no? Che dicevano che la moglie non era tanto contenta di questo trasferimento, invece appunto ve le smentiamo, e Zaccagni sarebbe entusiasta di farsi allenare da Antonio Conte, di provare a lottare per obiettivi di primaria, no, importanza, come la lotta alla Champions League e la lotta al campionato. Il Napoli sarebbe la piazza giusta per, diciamo, un suo approdo, un suo ulteriore step a livello di carriera. Per Lotito non è assolutamente incedibile, per la cifra giusta potrebbe lasciare la Lazio. Da quello che ci risulta, la sua valutazione attuale è di 40 milioni più circa 5 di bonus, una cifra che secondo me potrebbe essere assolutamente investita. Non è più giovanissimo, è nel punto centrale, diciamo, nella sua massima espressione in carriera, ma attenzione perché Antonio
Conte potrebbe tirar fuori da Zaccagni ulteriori, no, energie per farlo rendere al meglio. Detto questo, signori, ditemi cosa ne pensate di questo rumors appunto riguardante l'interessamento di Giuntoli per il nostro allenatore Antonio Conte, e cosa ne pensate di Zaccagni, se secondo voi è un profilo da Napoli. Grazie per essere stati con noi.